Il sistema fieristico veneto è in ginocchio e così è in programma per lunedì un vertice tra governo e presidente Zaia per intervenire prima che sia troppo tardi. Tutte le realtà fieristiche sono letteralmente messe in ginocchio a livello di bilanci. Considerate che Verona ha perso tutti gli eventi clou e se dovesse essere messo anche in discussione Fieracavalli e le fiere dell'autunno, vuol dire chiudere un bilancio in maniera disastrosa. Martedì invece conferenza delle regioni per le ultime linee guida delle riaperture. Resta da risolvere il nodo delle imprese del settore degli spettacoli, sale giochi, discoteche, congressi, cerimonie e matrimoni fino ai campi scout. Nel turismo ci sono da recuperare 35.000 posti di lavoro e sarà messa in campo una pesante campagna di comunicazione. Quanto all'avvio della facoltà di medicina a Treviso, a cui si oppone il governo, il Veneto andrà avanti. Ha votato il Senato accademico, abbiamo votato noi, siamo andati a fare una legge. Partiamo coi corsi, a prescindere da quello che succeda, vi dichiaro che i ragazzi si iscrivano perché noi andiamo avanti. Ci contestano di aver prelevato 6 milioni di euro del costo annuale dal fondo sanitario regionale, che è un fondo, udite udite, di 9 miliardi e 600 milioni di euro. L'impugnativa del governo deve essere depositata entro il 16 giugno. Il dialogo è in corso. La regione presenta un suo dossier con la speranza di trovare in fretta una soluzione.